collaboratori ovviamente che si affiancheranno al nostro serenissimo principe, senza ammazzare per cortesia. Ecco, già, ci servite tutti. E dopo il Doge, per il saluto al Doge, le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2020, ieri presentate ufficialmente dopo il corteo a loro dedicato, ora si presentano al devo dire, con un bellissimo abito, il saluto al Doge delle Marie del Carnevale di Venezia. Marie che abbiamo visto arrivare ieri, che hanno cominciato ieri il loro percorso che tra 15 alla fine tra 10 giorni li porterà all'elezione della Maria, la prima adesso ricordiamolo sempre che non è un concorso di bellezza, ma è una crescita, è un percorso di crescita sui modi. 12 maris qui participent à ce concours incroyable, qui salue officiellement le Doge. Je vous rappelle que le Doge, peut-être qu'aujourd'hui il voudra ou il ne voudra pas que le carnaval se fasse, c'est lui qui doit décider. Assolutamente, per cui trattiamolo bene, il Doge mi raccomando, siamo sicuri con lui. Le procuratesse che salutano anche loro, e adesso a ruota abbiamo un corteo lunghissimo di tantissime delegazioni, di tantissime epoche che sfilano per poi scendere nel parterre e ammirare anche loro il nostro carnevale, quindi serenissimo trionfante di così. Sempre dalla Germania, dalla città di Zoos, ventennale, il 10° anniversario dei primi 10 anni. Gli è dato 10 anni di più all'associazione. Si tirano via gli anni dell'associazione. Bellissima associazione e come vedete riescono sempre a subire, mettendo insieme la tradizione degli abiti del Sacerdote saluto al Doge, immancabile, alla fantasia, alla capacità di creare qualcosa di innovativo. Abbiamo una magnifica figura che non è molto veneziana, carnevalesca, magnificente. Tradizione e rivisitazione. Ma anche questi due magnifici obiettivi che sono ripresi dalla tradizione delle maschere, ma delle maschere della commedia dell'arte sono rivisitati. Ci abbiamo da dove venite? Dal Brunei? Da dove venite? Istanbul? Dal Brunei. A cosa vi ispirate? Che abito è il vostro? Barocco. Questi sono dei cubi siciliani, si vede subito. No, beh, magnifico. Prego, ancora il Settecento. Quindi dite che c'è una atmosfera, vorrei. Ripeto, la capacità, abbiamo anche una Darth Vader di 7 a 850. Questo omaggio alla protezione civile anche lettera. E là anche qua c'è con Star Wars, la princesa Leila.
internazionale. Quindi è, come dire, Il paese più strano da dove arrivano. il paese più strano. Il Liechtenstein. Ma perché strano il Liechtenstein? E si pronuncia strano. Bellissimo. Allora, questi due amici, Ci teniamo tutti questi cuori. questi due amici che vedete vestiti da amore, che è una delle cose che c'è nel nostro carnevale. Io lo dico. Sì, sono due creazioni del maestro Stefano. Mi sembrava qua che ci fosse un particolare tono di classe. Ispirati ovviamente dal tema del carnevale, ci verranno sul palco con noi perché Sì, però li prego invito a venire avanti perché dobbiamo fare un sacco di appassionati del carnevale da tutto il mondo, che però anche in questo caso per farvi vivere il carnevale tradizionale del Settecento rivisitato, ricolorato, ricreato, come proprio nel caso di Michele del C che apre la sfilata, queste splendide corna che non so se siano. Sì, effettivamente io non volevo commentarle, ma sono talmente vistose che vedete. È un omaggio alla natura, Alla natura della alla signora. natura dell'essere umano. È anche un po' così, volubile, no? E anche detta così non è proprio bellissimo, però. E anche qui vedete il Settecento, le grandi parrucche, i pizzi colorati, I frizzi, i lazzi, c'è un po' di tutto. comunque sempre visitati in modo originale e ogni anno cambia, perché anche questo bisogna dire, queste associazioni veneziane non lavorano tutto l'anno da un carnevale all'altro, a quello successivo, per creare questi abiti, perché sono creazioni originali, sono Ma cose. quando noi andiamo a trovarli a casa, vestiti così, quando avranno centinaia di costumi, gli scalini. The carnival is another international association that works all year long to reconstruct and these wonderful, gorgeous costumes inspired in the 1700s. Nous accueillons maintenant les amis du carnaval, les amici del carnevale qui ont comme particularité de revisiter un peu à leur manière le XVIIe siècle. Et en fait, tout le cortège que nous allons voir aujourd'hui, ce sont tous des amis qui depuis des décennies participent au carnaval de Venise et ils régalent de leurs costumes merveilleux. Prenez-en note et essayez de faire la même chose. Et parce qu'ils pourraient aussi participer, bien sûr, défiler qui auront lieu cette semaine avec des concours. N'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Sì, assolutamente. Sono tantissimi. Massimo, ma quanti sono? 270. 270. Oggi siamo circa sì, 250, un po' meno rispetto a ieri, perché proprio per questioni di praticabilità. No, no, anche perché lo so io. Ieri eravamo Ieri sera qualcuno ha festeggiato il primo sabato di carnevale, qualcuno ha fatto tardi. Perché il carnevale lo vediamo, lo viviamo qui sulla piazza, ma ci sono anche, lo si vive nelle sere, nei palazzi, nello splendido dinner show proprio del carnevale, del ballo ufficiale del carnevale di Venezia che è cominciato proprio ieri. Guarda, vedi anche questi, ma io vorrei chiedere quanto ci avete messo ad attaccare tutte queste pagliette? Perché a vederli, no, già sono spettacolari, da lontano, vederli da vicino ci si rende conto che c'è un lavoro di salto, anche lei, vedi, dedicata al 2020 anche lei, 2020 anche lei. ora si avvicineranno al doge E mangeranno un bel... siamo fatti tutti esperti, è arrivata la Francia corta, avrà portato da bere. E invece, Come no? No, stop per corteo, Grave offesa questi doni decapitati direttamente per scendere decapitazione dall'altra parte. Grazie. Scendere e immediatamente in più. se fate delle fotografie ricordatevi di postarle su tutti i vostri social. Hashtag Carnevale Venezia 2020 and share on all the social media. Prego. No, è che Questo IPG. dopo il volo dell'angelo avremo la chiusura di questa
della prima parte della giornata, tutte le danze storiche a cura dell'associazione Maschere di Mario del 700 Venezia, che sta per arrivare. Il corteo di oggi, anche Mario che arriva. Benvenuti. Qui non è che non ci facciamo caso, ma si rispettano proprio le regole della corte. Loro se non venivano appoggiati, non avanzavano, Bravi. Così si faceva. Tutta una Se non ti ricostruzione. annunciano come stabilione. No, è fermo, scassato. Attenzione, Attenzione. Che belle, che belle. ma è una gara a chi ha la capione. Attenzione, perché stavo notando che c'è una grandissima cura. Amy Winehouse non aveva inventato nulla, non fu da niente con la sua Sei ispirata. guarda che spettacolo. Un veliero. Un veliero. Ma sì, Signori, un veliero, la conquista qui. Qui le parrucche del 700. Era la creatura, nira, eccola qua. L'associazione Dame È un Cavalieri omaggio per il dono. nell'800 ci hanno portato il bebè. Il bebè, questa è colpa di quest'anno. Attenzione, prendiamo il cappello. Girati da vediamo. La creatura. Dov'è la creatura? C'è una creatura, non speriamo troppo. C'è una creatura. Aurora, è di buon auspicio per il carnevale. Ma come? Adesso. Eleonora o Aurora? Sono due gemelli. Eleonora, Aurora. Prego, anche loro saranno protagonisti delle danze storiche. Subito dopo il volo, ottocenteschi, siamo nel pieno Ovviamente 800. balleranno anche con la creatura, cioè nel senso sarà parte della coreografia. Attenzione agli scalini, che occhio agli scalini, ne abbiamo aspetta scalinata proprio davanti a Osiris. Magnifici, Bellissimo. Comunque uomini sempre con cilindri, tube, un'epoca di un'eleganza, affascinante da morire. sì, che mi Veramente. piace molto, davvero. E per chiudere il good teatro finale vediamo. del nostro corteo è niente po' di meno che Mongolfier. In persona. Veramente ammirevole la fantasia, Ma la adesso creatività. decolla. Ma che ti scherzi, mister Big? si Veramente leva. ogni anno ci sorprendono con qualche sorpresa, bisogna dirlo. Bene, allora mettete che la scacchiera se la carichiamo e la facciamo Adesso, salire adesso, dall'alto. esatto. Colpo di scena, Mongolfier, no prego, si può mettere Perché? Anzi, poi tagliamo la parte. Perfetto. Cosa può succedere di peggio? 5, 5 addirittura. 4, 3, 2, 1, Mongolfier! Se ne va. Io inviterei il pubblico a darci una mano a convincere il Doge, magari con un Doge. Su, piazza, fatevi sentire, perché se lui non dà l'autorizzazione non si va avanti. So a very important moment, it's a particular one because we have to know if the Doge wants that the carnival can start. So you can say Doge. Doge, fatevi sentire! Il faut que Doge, Doge donne l'accord pour commencer ce carnaval 2020. Il faut l'aider, Doge! Serenissimo principe, Doge di Venezia, la piazza l'acclama, ora sta a voi dare la permissione o meno che si apra il Carnevale di Venezia 2020. Con tutte queste robe che succede non sarebbe mica tanto, ma va bene, un giorno oggi ci divertiamo, va, per la prossima volta si vedrà, si inizia il Carnevale 2020.